Allora, ve lo avevamo anticipato in apertura, abbiamo qui con noi ospite in studio la professoressa Maria Chiara Di Guardo, direttrice del CREA, il Centro di Innovazione e Imprenditorialità dell'Università di Cagliari, che guida un progetto per la creazione di un distretto economico sardo per la produzione di alga spirulina, che potrebbe rappresentare una frontiera interessante per tanti imprenditori del territorio. Allora, buongiorno professoressa, grazie di essere qui con noi. La prima cosa che le chiedo è un po' quest'alga spirulina, noi la troviamo negli integratori, nei cosmetici, ormai anche negli scaffali dei nostri supermercati. Quali sono i benefici e soprattutto chi dovrebbe assumerla? Allora, l'alga spirulina è un prodotto a grandissima diffusione, è un superfood, quindi aiuta il nostro sistema immunitario a resistere, a svilupparsi bene. Si tratta di un mercato con una grandissima spinta alla crescita, con una crescita addirittura a 2 cifre. L'Università di Cagliari, in collaborazione con la Carbosulcis e con il supporto della Regione Sardegna, sta proponendo un progetto che serve a creare competenze imprenditoriali legate al mondo della spirulina. Ecco, ma perché proprio la Sardegna? Quali sono le potenzialità del nostro territorio in questo senso? Allora, intanto la Sardegna ha le condizioni climatiche perfette per la coltivazione della spirulina, che è un'alga che si sviluppa a circa 37 gradi, quindi le giornate di sole, le temperature permettono una coltivazione particolarmente efficiente, tanto che già sul territorio ci sono delle aziende che lavorano e producono spirulina, ma accanto a questa opportunità legata al clima abbiamo, diciamo così, un asset in più, perché oggi, per esempio, e per questo la collaborazione con la Carbosulcis, dalle miniere di Seruci, grazie a un progetto iper innovativo dove viene costruita una colonna di accelerazione nella miniera, vengono tirate fuori delle acque di scarto calde a una temperatura di 40 gradi che permettono, grazie a un brevetto sviluppato proprio grazie a un progetto di valorizzazione della spirulina, la coltivazione della spirulina con delle acque che invece rappresentavano degli scarti, quindi davvero anche dal punto di vista della sostenibilità chiudiamo un cerchio. Ecco, parlando proprio di sostenibilità, dal punto di vista del consumatore, perché è importante controllare l'origine della spirulina che acquista e che garanzie offre appunto al consumatore acquistare un prodotto con un'origine controllata, come in questo caso quella eventualmente ecco, prodotta in Sardegna? Allora, la spirulina ha tantissime applicazioni, però fondamentalmente viene ingerita, quindi tutto quello che l'Unione Europea garantisce in termini di qualità del prodotto diventa un valore aggiunto. Tanto che la Cina, che oggi è il mercato che consuma più spirulina in assoluto, circa l'80% di tutta la produzione, è interessata ad acquistare spirulina che proviene dall'Europa perché è più controllata. Quindi la Sardegna non solo si potrebbe inserire in un mercato in crescita, ma anche in un mercato che è particolarmente interessato dalle esportazioni. Per di più, la possibilità di coltivare la spirulina all'interno di questo sistema aria, questo progetto della Carbosulcis, permetterebbe di arricchirla con degli isotopi e trasformarla in un prodotto che ha anche grandi applicazioni nel settore medicale. Diciamo che davvero la rivalorizzazione di questa opportunità e la messa insieme di questi attori stanno creando un tessuto che permette di inserirsi. Quindi noi adesso abbiamo un bando proprio per imprenditori al quale si può applicare entro il 31 dicembre per essere accompagnati nella creazione di queste imprese. Allora, la ringraziamo moltissimo professoressa per essere stati con noi e andiamo a parlare